Veneto che vorrei? Luca, il Veneto che vorresti? Il Veneto che vorrei che fosse una comunità di individui indipendenti e sovrani che si coalizzano, che fanno comunità e che si dettano le regole secondo il principio del diritto naturale. Che siano indipendenti e sovrani significa che battano moneta e riscuotano tasse e si via, ciac, si gira, dai, ciac, via, tagliamo questo. Dopo se mi è vero però, dai. Allora batteremo moneta per che motivo? Per poter spendere di più, perché lo Stato possa spendere di più? È un'unità di misura, una mera unità di misura ed è una convenzione tra uomini. Non c'è oro, non c'è valore, non c'è nulla di nulla. Prima di essere indipendenti da Roma dobbiamo essere indipendenti da tutte le cazzate di testa che ci mettono da quando siamo nati nel nostro inconscio, dal consumismo al modo di vivere a tutto il resto. Luca, sai il problema principale? Che tutti gli stati, quando hanno la libertà di battere moneta, battono moneta per poter spendere di più, perché lo Stato possa spendere di più. Come la pensi? Lo Stato è un ente messo dai cittadini, deve essere manifesta la cosa che i cittadini decidono chi sta al governo e si mette la persona o le persone o tutti i cittadini che decideranno le loro sorti. Quindi emettono moneta a fronte di operosità dei cittadini stessi. Produzione di valore aggiunto, parliamo, giusto? Produzione di tutto, la vera ricchezza sta in quello che facciamo, non nell'unità di misura che ci scambiamo. Perfetto, sappiamo che Luca fa delle serate riguardano queste, il sito qual è? Luca, insieme ad altri amici, promuove le serate di conversazione-civile.org. Benissimo, sarà un piacere interagire nel prossimo futuro. Grazie Luca. A te e a voi.